La Coppa Italia potrebbe essere l'occasione per entrambe le squadre di riscattare un campionato sino a qui deludente. Il girone preliminare è assai proibitivo, ma chissà se proprio da questa sfida possa uscire il nome di una futura rivelazione del torneo. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 5, buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra da Marco Barbaliscia. È la prima giornata di Coppa Italia, a sfidarsi Roma Calcio a 5 in maglia rossa e SMC in maglia blu. Campionato, entrambe con una sola vittoria all'attivo, ma hanno ben figurato nell'ultima partita di campionato. Ma seguiamo Torri che chiama al primo intervento il portiere Rispoli, che risponde presente e manda in calcio d'angolo dalla Roma. Ora Ippoliti, non c'è fallo di mano, può proseguire il numero 5, 1 contro 1 Ippoliti, c'è lo spazio per la conclusione e il numero 5, sempre chirurgico da quella posizione, fa 1-0. Dopo poco più di 5 minuti, Roma 1, SMC 1, ha segnato Ippoliti. Ancora Ippoliti, galvanizzato dal gol appena realizzato, Ippoliti punta la porta, poi proprio con la punta va alla conclusione, Rispoli in calcio d'angolo, la Roma. Lo stesso Torri alla battuta per Ippoliti, 1 contro 1, Ippoliti si accentra, va col destro, Rispoli risponde. Tante conclusioni in questo avvio di gara, ora ancora Roma in avanti e Torri si gira, Rispoli a terra. Prova a ragionare il numero 5 della Roma, poi affida a Zuddas. Alza la testa Zuddas, riesce il tunnel, allora ancora Zuddas in area! Bellissima azione della Roma, conclusa magistralmente da Torri, 2-0. Prova a chiuderla la Roma, o almeno a portarsi in avanti. Ancora rimessa per il numero 11, che va dal suo capitano. Lascia scorrere per Paradiso, il sinistro di Giambattista con i pugni. Azione che però non è finita, Roma che rimane lì. Venturini ancora se ne va splendidamente, Venturini c'è e Torri libero in area, destro, sinistro e Torri sigla la sua doppietta personale, Roma 3, SMC 0, ha segnato e Torri. Campitelli e Torri, 1 contro 1 con Tango, se ne va e Torri, pallone in area, Ippoliti ancora, Rispoli era rimasto a terra, non può arrivare sulla conclusione a filo palo di Ippoliti. Roma 4, SMC 0, decidono le doppiette di Ippoliti e Torri. Tempo, Venturini, limite dell'area di rigore, non riesce a passare, allora ricomincia con calma, Ippoliti. Campitelli al tiro, Rispoli con un gran riflesso, riesce a parare anche questa. Venturini, col tacco da Ippoliti. Zuddas. Forse una spinta, la ravvede l'arbitro, calcio di punizione, posizione invitante per un destro. Qual è? Zuddas, se non andiamo errati sembra lui intenzionato a battere, è una finta per liberare Ippoliti, il pallone passa e si insacca all'incrocio dei pali. Roma 5, SMC 0, all'insegna di Ippoliti, tripletta per lui. Ippoliti, Venturini, riesce a girarsi, Venturini, anche lui si segna sul taccuino dei marcatori, Roma 6, SMC 0, ha segnato Venturini. Paradiso, Montesi, riesce a servire Catarci, anzi si trattava di Sajaci, Sajaci prova ad accorciare le distanze, 6-1, Venturini. Campitelli, pressato, non c'è fallo, allora è un 1 contro 1, Tango va a servire Montesi, strepitoso di Giambattista. Poi Roma dall'altra parte. La conclusione, traversa interna e gol. Gran puntata e gran gol della Roma. 7-1. Di prima per Sajaci. Forse spinto, Sajaci resiste, arriva fino al limite dell'area di rigore, Montesi non controlla, poi Sajaci ancora a lottare con Campitelli, non c'è fallo, si prosegue,
calcio di rigore per fallo di Giambattista, se abbiamo visto bene. Sayashi con il destro, una fucilata che non lascia scampo di Giambattista. Roma 7, SMC 2, doppietta per Sayashi. Tango, perde palla Tango, Campitelli, uno contro tutti, del numero 3 che arriva fino alla conclusione in porta. Pallone è entrato, gran gol di Campitelli che ha sfidato tutta la squadra avversaria, ha trovato il fondo della rete. Roma 8, SMC 2, ha segnato Campitelli. Torna da Venturini. Campitelli in mezzo a due, allora ancora Venturini, riesce a liberarsi, a tu per tu con Rispoli. Venturini lo mette a sedere, ancora a colpire il numero 11. Roma 9, SMC 2, a segno Venturini di Giambattista. Fogliani ovviamente. Venturini in profondità, elegante lo stop di Ettorri che poi calcia. Diciamo che concede un gran gol qui Rispoli al numero 7, un aggancio straordinario, conclusione che finisce in fondo alla rete per il gol del 10-2. Campitelli, Ippoliti, dialogano i due, ora Ippoliti, c'è tutto solo Ettorri, il destro, Rispoli si riscatta. Campitelli, Ippoliti, Campitelli, Venturini, possesso palla in questi minuti finali di match. Venturini ancora si ritrova tu per tu con Rispoli e ancora una volta mette in fondo alla rete il pallone. Roma 11, SMC 2, Venturini a segno.